Io sono acqua. Sono tra i tuoi principali motivi di preoccupazione. Perché a volte sono poca. Perché a volte sono troppa. Eppure, io costituisco il 70% del tuo corpo. Sono risorsa fondamentale per l'agricoltura da cui deriva il tuo cibo. Sono il motivo per cui questa regione, questo pianeta, è verde e prospero. Io non sono un problema, sono la risposta ai problemi. Anzi, sono il prerequisito della vita. È un inno all'acqua e alla vita, il video che Ambi Veneto, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, ha prodotto in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua che si celebra il 22 marzo. Una voce femminile parla in prima persona e spiega l'importanza che lei, l'acqua, riveste per tutti noi. Ce ne accorgiamo sempre più spesso in quest'epoca pesantemente contrassegnata dalle conseguenze determinate dal cambiamento climatico, con lunghissimi periodi di siccità che mettono seriamente in crisi, se non arrivano a comprometterlo, l'intero ecosistema e il mondo agricolo. Per non parlare delle alluvioni che sempre più spesso si presentano minacciando case, territori e persone. Gli esempi si moltiplicano, l'ultimo in ordine di tempo quello di pochi giorni fa, con la pioggia incessante che ha messo in scacco ancora una volta la città di Vicenza. Ma l'uomo, quando riesce e non perde tempo, impara dai suoi errori, e quello che è stato fatto da dopo la grande alluvione del 2010 che portò morte e distruzione ha avuto ragione anche del clima e degli sgambetti che mette in campo il cambiamento climatico. Si chiamano bacini di laminazione, casse di espansione anti-allagamento, bacini multifunzione, ma non bisogna abbassare la guardia. Io non conosco il mio destino, ma so che dipende da te, da voi. Dovrai fare delle scelte che mi riguardano, e non potrai farle da solo, o peggio, contro gli altri. Dovrai condividerle, dovrai essere in grado di guardare ben al di fuori dei tuoi interessi specifici. Dovrai ragionare oltre i tuoi confini fisici e mentali. E soprattutto, dovrai effettuarle nel rispetto delle leggi della natura. I nostri destini sono legati. Ma le scelte importanti spettano a te, a ciascuna donna e a ciascun uomo di questo pianeta. Non perdiamo tempo. Collaboriamo. E restiamo uniti.